La parola all'onorevole Lino Leanza. Amici, io per la verità mi ero preparato in maniera diversa, avevo preso lezioni di ballo, avevo scritto una poesia, volevo cantare una canzone, visto che il nostro Presidente ci aveva indicato che per ricoprire quei ruoli importanti in questo partito bisognava essere almeno intellettuale. Intellettuale non lo potrò essere mai, ma potevo diventare un artista, d'altronde lo ho sempre fatto. Ma scherzi a parte, gli interventi di stamattina, di tutta la giornata, della nostra classe dirigente, dei nostri giovani, di tutti coloro che hanno parlato, mi hanno dato l'impressione che siamo ritornati al momento in cui abbiamo costituito il nostro movimento. Mi sono ritrovato quasi idealmente al Pala Catania, dove festeggiavamo per la prima volta, mettevamo la prima pietra per la costituzione del Movimento per l'Autonomia. Tanto belli e bravi siete stati e tanto entusiasmo ho riscontrato. E quindi mi sembra questa una di quelle occasioni importanti che giustamente va affrontata con la massima lucidità, con la serietà e soprattutto con spirito costruttivo. Abbiamo fatto tanta strada da quel giorno, caro Presidente Lombardo e amici del Movimento per l'Autonomia, ma vorrei ricordare alcune cose semplicissime, velocissime. Quando noi ci siamo costituiti, se vi ricordate, avevamo chiaro alcune cose. La prima, questa terra, la Sicilia, i suoi abitanti l'ho detto stamattina, abbiamo avuto tante dominazioni. Qualcuno ha detto oggi abbiamo preso il meglio di chi ci ha dominato. I siciliani però hanno avuto sempre l'idea, non tutti per carità, abbiamo sempre avuto l'idea che gli altri comunque siano meglio di noi, che gli altri comunque siano più bravi di noi, purché fuori dalla Sicilia. Calabresi, giapponesi, lombardi sono più bravi di noi. Abbiamo sempre vissuto con fatalismo questa condizione, molto spesso, sempre non tutti. Abbiamo vissuto sempre con l'idea che è difficile e quasi impossibile cambiare, che non si può cambiare qualunque cosa fa, ma alla fine non cambia nulla. È come se ognuno di noi avesse un destino e la Sicilia avesse un destino di restare sempre così com'era. Abbiamo vissuto sempre con una predestinazione che ha fatto che questa terra per lunghi periodi abbia fatto crescere accanto a noi quel cancro maledetto che è la mafia, pensando che comunque la mafia era là, era cosa di altri, non ci apparteneva. Invece la mafia ha massacrato la nostra economia, la nostra terra, la nostra Sicilia. Ha distrutto questa terra e in questa terra il governo nazionale e questa terra quasi così, senza batter ciglio, ha visto distruggere il proprio ambiente, le proprie coste inquinate, i mari inquinati per fare che cosa? Per fare le raffinerie. Una improbabile avventura industriale che ha distrutto il nostro territorio, la nostra ricchezza, il nostro ambiente. E tutto questo perché qualcuno ci spiegò che forse attraverso le raffinerie arrivava lo sviluppo. Oggi sentivo con piacere l'onorevole D'Alia parlare, anche gli altri amici, di parlare praticamente di energia alternativa. Ma anche qua, se l'energia alternativa non ci sono le regole, l'eolico può diventare più distruttivo della raffineria di Priolo o più distruttivo della raffineria di Milazzo, perché abbiamo messo l'eolico nei parchi archeologici, abbiamo messo l'eolico nel nostro ambiente, perché è tutto senza regole. E se un merito abbiamo, tra i tanti meriti, il Presidente della Regione è quello di aver bloccato quell'eolico che, guarda caso, era sempre colluso con la mafia. E il fotovoltaico stava andando sulla stessa direzione. Quello che oggi abbiamo bisogno, caro Presidente, cari amici
della Giunta è il piano energetico regionale. Abbiamo bisogno delle regole, le regole, questa terra ha bisogno di regole. Abbiamo visto saccheggiare il nostro patrimonio culturale, nell'indifferenza quasi totale della popolazione, tanto non portano niente, sono pietre. Oggi quella era la più grande ed è la più grande occasione di sviluppo economico, culturale e sociale. Abbiamo visto il Nord fare l'alta velocità, l'alta capacità, a fare tutte le infrastrutture, e noi durante la cassa per il Mezzogiorno ci siamo accontentati di qualche posto alla posta o qualche posto alle ferrovie dello Stato. Abbiamo visto scomparire le banche siciliane, i crediti popolari, le banche cooperative, le banche agricole siciliane, e siamo stati colonizzati, anche questo nell'indifferenza della politica nazionale. Abbiamo assistito fino a ieri, stamattina ne abbiamo parlato, del saccheggio della scuola pubblica, della scuola siciliana, una macelleria sociale senza precedenti, quasi nell'indifferenza di tutti, tranne che di questo governo, che il primo atto fu impugnare la riforma Gelmini. Ma questo non è possibile, senza scuola non si va da nessuna parte, senza istruzione non si va da nessuna parte, però abbiamo visto anche questo, e poi il lavoro e tantissime altre cose. A tutte queste azioni vergognose si è sempre in qualche modo ribellati molti siciliani, tantissime persone oneste, in maniera disorganizzata, in maniera assolutamente settoriale. Quando nel 2005 molti di noi ci siamo accorti che si stava chiudendo in maniera vergognosa questo progetto criminoso, questo mosaico volto a delinquere, a saccheggiare la nostra terra, abbiamo fatto una scelta, è nato l'MPA per difendere la Sicilia e i siciliani, e l'abbiamo fatto con coraggio, chiudendo, togliendo le scialuppe di salvataggio nelle barche, andando in alto mare, senza chiedere nulla in cambio a nessuno. Anzi, mi ricordo che il presidente Lombardo in quel momento poteva diventare ministro, rifiutò e fece l'MPA. Molti altri fanno i partiti per fare il ministro, noi abbiamo fatto esattamente l'opposto, e questo è un grande merito del Movimento per l'Autonomia. Siamo nati per difendere la Sicilia, nati per fare forte e libera questa terra, e l'MPA è la risposta organizzata a tutto quello che vi ho detto poco fa. Noi abbiamo un progetto, e il progetto era difendere la Sicilia in tutte le sue componenti. Avevamo e abbiamo un leader, Raffaele Lombardo, coraggioso, capace, intelligente, forte, che ha dimostrato di saper fare il leader in tutte le occasioni, anche nei momenti di grande difficoltà. Signori miei, uno con le palle, per dirla in maniera molto, molto cruda. Abbiamo rivendicato in maniera molto seria i nostri diritti. Dove? A Roma. Siamo andati a Roma, siamo andati a Messina, siamo andati a Gela, ci siamo presentati, ci siamo sdraiati, vedevo Prestigiacomo e tanti altri a Termini Imerese, perché volevano portare l'immondizia, sempre la famosa immondizia di Napoli, in Sicilia ancora una volta, perché con i 4 termovalorizzatori potevamo portare tutta l'immondizia d'Italia, e quindi si stavano precostituendo le condizioni. Il Movimento per l'Autonomia è stato quello ed è quello, caro Presidente. Bisogna partire da lì, bisogna partire da quel Movimento per l'Autonomia, da questo Movimento dell'Autonomia, un partito di lotta e di governo, un partito vero, che sappia dire no, ma che sappia interpretare le esigenze e la volontà della gente che sta fuori da questo palazzetto. Torniamo, vi prego, lo prego alla classe dirigente, ad essere, non ad apparire. Torniamo a essere, e soprattutto torniamo a fare, amici miei. Facciamo la nostra parte. Facciamo la nostra parte, perché la gente ci ha votato per fare la nostra parte, per cambiare la nostra terra, e alla fine nel 2013 dobbiamo portare il resoconto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo avuto un grande merito, e lo sapete tutti, di mettere nell'agenda politica
della politica nazionale di tutti i partiti il Sud e la Sicilia, salvo poi tutti i partiti di destra e di sinistra fregandosene altamente di quella che noi abbiamo chiesto. Nel patto per gli alleati del 2008, al terzo punto, c'è il piano Sud, molto ma molto più importante di quello che vogliono fare adesso. C'era la fiscalità di vantaggio, il ponte, c'erano le infrastrutture, c'era tutto quello che era necessario per sviluppare il Sud e la Sicilia. Ebbene amici, l'hanno messa nell'agenda, ma poi, vinte le elezioni, chissà per quale motivo, chissà per quale ragione, scoppia sempre la questione settentrionale, mai quella meridionale, sempre quella settentrionale. Se vince o perde la Lega, tutti i soldi vanno sempre a nord. Questa è una costante di tutti e due dei governi che abbiamo avuto in questi 17 anni. Tutto questo grazie ad una legge elettorale allucinante, vergognosa, che tiene lontano, assolutamente lontano, l'eletto dagli elettori. Caro Presidente, in quel periodo abbiamo avuto presente alcuni sentimenti in modo particolare. Il primo, quello dell'indignazione. Quanto eravamo indignati, amici, quando abbiamo scoperto il petticocchi a Gela. Quanto siamo stati indignati quando abbiamo visto saccheggiare la nostra terra, quando ci hanno dato i soldi per le strade provinciali, salvo a toglierli 6 mesi dopo. Quanto siamo stati indignati rispetto ai FAS e rispetto alla politica dei governi sempre vergognosamente contro la Sicilia. Tutto questo, caro Presidente, oggi ci chiede di fare delle scelte e soprattutto, caro Presidente, chiede a te di fare delle scelte nette. Presidente Lombardo, onorevole Bonomo, siamo in un'assemblea di partito. Stavo parlando col Presidente, per questo non vi chiedo scusa. No, dico, caro Presidente, oggi c'è bisogno di fare delle scelte nette e le scelte nette sono la prima che devi fare obbligatoriamente tu, perché hai ottenuto il 65% dei voti del popolo siciliano e per ben tre volte sei stato il governatore più amato, a secondo un sondaggio non commissionato da noi, più amato d'Italia. Oggi, Presidente, ti chiedo di occuparti a tempo pieno del governo della Regione e di essere punto di riferimento politico del meridione d'Italia. Questa è una richiesta fortissima. Ti chiedo di affidarti di coloro che chiamerai nel governo e nel partito. Ti chiedo di dedicare parte del tuo tempo fuori dal palazzo, nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, tra la gente, insomma, ad ascoltare e a rendere conto e a prenderti personalmente quali sono i problemi della gente, a renderti conto personalmente. Ti chiedo, Presidente, che col tuo carisma faccia capire alla gente di Sicilia che stiamo lavorando per cambiarla questa terra e questa terra si può cambiare soltanto se la gente ti vede, se la gente ti ascolta e soprattutto se riusciamo a comunicare il grande, straordinario, impressionante lavoro che ha fatto questo governo lombardo, il governo lombardo e l'Assemblea regionale. Mai tante leggi importanti sono state fatte come in questo periodo, mai il governo ha fatto leggi di riforma importanti come quello che ha fatto il governo lombardo, mai sono state fatte scelte di governo così pesanti, così paurosamente controtendenza, tale da creare una leggenda metropolitana. La leggenda metropolitana che in questa regione non si muove foglia, che tutto è fermo. Amici, non è vero. Amici, non è vero, in parte è vero. E se in parte è vero, quello che chiedo e quello che chiediamo tutti, che chiedono i siciliani, è di sbloccare il più possibile la qualità della spesa, la spesa e la qualità della spesa, nel miglior modo possibile. Però, Presidente, quello che ti chiedo in assoluto, ti chiedo di dedicare la priorità, di dedicarti alla priorità della priorità. Lo chiedo a te, lo chiedo al governo della regione, lo chiedo a tutti gli amici che hanno parlato e tutti i partiti che hanno parlato in questo momento. La priorità della priorità è il lavoro. Il lavoro. MPA deve essere un'equazione uguale lavoro. Se non riusciamo a fare questo, questa terra purtroppo non avrà il salto di qualità che merita.
Fuori di questo palazzo c'è gente che non riesce non ad arrivare alla fine del mese, gente che non riesce neanche a campare. Il 30% della popolazione vive quasi sotto la soglia della povertà, il 40% dei nostri giovani è assolutamente disoccupato, tantissimi ragazzi se ne debbono andare fuori dalla Sicilia perché qua non trovano il posto di lavoro, non per scelta ma per necessità. Abbiamo l'esigenza di mettere nell'agenda di governo la priorità delle priorità, il lavoro, caro Presidente. L'altra sera al convegno della FIOM, alla festa della FIOM, Benigni diceva bisogna amare il lavoro, ma che lavoro deve amare un povero Cristo che il lavoro non l'ha mai visto? Il vero lavoro nella stragrande maggioranza è stato un precario dei precari dei precari. Presidente Lombardo, amici del governo, facciamo questa svolta, cambiamo la nostra terra, diamo quello che la Costituzione ci dice, il lavoro è un diritto e bisogna darlo, certamente il lavoro non è un favore e deve finalmente una volta per tutte. È stata messa in questa regione, è stata instaurata la stagione dei diritti, dove il diritto non è un favore e questo è il sottotitolo dell'MPA. Da oggi in poi, assieme alla Sicilia dei siciliani, il diritto non è un favore, il diritto è il diritto e ce lo prevede la Costituzione e lo dobbiamo rivendicare. Se qualcuno gioca qualche scherzo all'interno dell'MPA, vi prego, prendetelo a calci, denunciatelo, mandatelo a quel paese. Non fa parte del nostro partito, fa parte di un altro partito, ma certamente non del nostro partito. Presidente, non mi sottraggo al tema delle alleanze. Non sono importanti per governare bene. Sono importanti perché con le alleanze si fanno le maggioranze. Noi abbiamo vissuto un anno, devo dire, in assemblea di tutto rispetto, di grande collaborazione. L'abbiamo pensata quasi allo stesso modo, però abbiamo vissuto questo anno, cari amici, in maniera quasi così. Eravamo puntati con una colla molto labile, cioè alla prima occasione qualcuno ci veniva in mal di pancia, qualcuno magari cominciava a chiedere cose impossibili. È un'esperienza che è finita. L'esperienza dell'Assemblea che abbiamo avuto in questi mesi, l'esperienza di transizione è finita con la celebrazione di tutte le assemblee di tutti i partiti che compongono la coalizione. Adesso abbiamo l'esigenza di capire chi siamo, cosa vogliamo fare e dove dobbiamo andare e quando dobbiamo andarci. Sul quando non ci sono dubbi, lo dico all'onorevole Lupo, il Movimento per l'Autonomia ha assunto l'impegno di governare 5 anni e governerà 5 anni, perché una crisi oggi, soltanto per vincere l'elezione, daremmo l'impressione che abbiamo paura di ritardare, come se fosse un attimo fuggente. Noi dobbiamo costruire 2 anni di buon governo, di grande governo, presentarci alle elezioni anche tutti insieme e dire abbiamo fatto questo, votateci, siamo il cambiamento, il vero cambiamento, siamo quelli che abbiamo i fatti e non abbiamo detto le parole. E quindi no alle elezioni anticipate, neanche al referendum sul Presidente, fin tanto che c'è Lombardo Presidente della Regione, noi referendum sul Governatore non ne facciamo e ne va della nostra permanenza, poi decida lui. Ma l'MPA non partecipa a questi referendum, possiamo decidere su altri referendum, decidiamo su tutto. Ma quando c'è un governatore in carica ne parliamo eventualmente, se qualcuno ne vuole parlare 3 mesi prima della campagna elettorale, sempre che qualcuno pensa che abbiamo governato male. Ma se pensiamo di governare bene, la squadra che vince nel calcio, ma non solo nel calcio, non si tocca. Sui programmi, là dobbiamo confrontarci, e sul cronoprogramma, se mi consentite. Noi non possiamo più stare altalenanti. L'altra sera si sono votati, abbiamo in cantiere 7 leggi, la stragrande di natura parlamentare, leggi di natura parlamentare. Dobbiamo capire se noi governiamo questa assemblea. Abbiamo approvato delle leggi importanti, vedo l'assessore Russo, gli do atto di una straordinaria legge che è quella della legge sugli appalti, votata all'unanimità. Questo per dirvi che le cose che non fa questo governo o che non fa questa maggioranza. Devo dire, programmi e cronoprogrammi, lo ha detto D'Alia, fra 3 giorni incontratevi, state 7 giorni, 10 giorni,
passate le vacanze insieme, mettetevi in una nave di crociera, fate quello che volete, dirigenti dei partiti, fate una proposta e dopodiché diciamo chiaro quello che vogliamo fare e dopodiché passiamo alle alleanze chiare, alla luce del sole, alleanze nette, serie, vere, in cui ognuno si assume le responsabilità, alleanze in cui ognuno sa perfettamente quello che può dare e come lo può dare. E noi non ci tiriamo indietro. Noi abbiamo scelto il terzo polo come una via, la terza gamba, una via, nulla ci vieta, anzi, di fare un'alleanza col PD. E noi ci fermiamo qua. Il nostro punto è qua. Poi la direzione del nostro partito, l'Assemblea deciderà se dobbiamo allargare ad altri, se dobbiamo ascoltare altri. Ma se il signor Di Pietro o il signor Orlando si presentano all'appuntamento con le cose che hanno detto, noi non ci prendiamo non un caffè, non ci sediamo con questa gente e non ci potete dire di sederci con loro. Già ci viene pesante, lo ha detto Pistorio in maniera molto chiara, aver lavorato con la nostra gente per fargli capire che il cambiamento era una cosa seria e con il cambiamento lo abbiamo raggiunto grazie a una forte collaborazione col Partito Democratico. Ma non chiedete di farci ancora del male, cioè fermiamoci là, facciamo il bene della Sicilia. Le grandi ammucchiate non sono mai servite alla gente, non sono mai servite ai popoli, perché vorrei poi capire alla prima occasione dove ci troveremo e come ci troveremo. Per carità, mai dire mai, ma oggi ritengo serio, vero, limitare lo spazio a quel partito, a quella coalizione che abbiamo avviato in questo anno e a chi ha partecipato alle varie elezioni. Quindi non a primarie, non a elezioni, ma un cronoprogramma molto chiaro e molto netto. Per quanto riguarda i modelli, caro Presidente, anche qua siamo tra i detti ai lavori. Mi dispiace che è andato via il senatore D'Alia e gli altri, ma quale modello stiamo parlando? Il modello Bagheria, il modello Vittoria, il modello Lentini o il modello non so, Noto? Ragazzi, se noi utilizziamo il modello Bagheria siamo alla marmellata, cioè vuol dire che non abbiamo capito nulla. Al primo turno il modello Bagheria ci vedeva totalmente divisi su sponde diverse. Le elezioni regionali si vincono se siamo assieme nel primo turno. Una coalizione è vera se parte dal primo turno insieme. L'anno prossimo, lo ricordava l'onorevole Lupo, si voterà in 154 comuni, di cui 27 comuni col sistema proporzionale. E che facciamo? Presentiamo la doppia lista all'MPA, Free si mette in un posto, che in un altro posto, ma siamo matti! Né Gela, né Vittoria, né Bagheria, né nessun altro. Ci vuole una coalizione vera che scelga il miglior candidato e quel candidato diventa il candidato della coalizione. Smettetela con i modelli, votiamo in maniera alla luce del sole, votiamo veramente per la gente, facciamogli capire chi siamo. Guai a nasconderci, i modelli non esistono, non sono bei modelli, ognuno se lo mette su. Il modello nostro, pensate che a Bagheria, lo dico a molti dei miei amici, il PD e l'MPA si sono presentati senza simbolo. Ragazzi, ma siete pazzi. Ultima cosa e concludo, non mi sottraggo ad una cosa molto importante. Il partito. E concludo. Presidente, sono assolutamente d'accordo con te nel pensare a un partito militante. Non ha senso far parte di un partito se uno non ha il senso dell'appartenenza e della militanza, se non ha l'orgoglio dell'appartenenza e della militanza. Un partito aperto, un partito plurale, un partito meritocratico, interclassista, un partito che guardi ai giovani non con diffidenza ma come risorsa, che guardi alle donne con obiettiva, con accoglienza massima, accoglienza vera, che guardi ai più bravi come quelli che possono diventare la classe dirigente del futuro. Un partito in cui l'onorevole Alleanza non deve avere la paura di misurarsi sulla militanza, che deve scendere dal suo palchetto e fare, se c'è da affiggere i manifesti, lo faccia anche l'onorevole Alleanza. Non è un problema di ruoli, lo abbiamo fatto in 30 anni di vita politica e lo abbiamo fatto seriamente.
Se dobbiamo distribuire un facsimile, prima ci vada l'onorevole, poi ci vengono i militanti. Mi sembra giusto così il deputato, l'onorevole, l'assessore, il consigliere comunale dimostra nei fatti la militanza, e non la potenza appunto, ma la militanza. Ma non può essere una caserma questo partito. Ci devono essere delle regole certissime e non può essere una caserma. Io, Presidente, sono felice di non averti ascoltato anche stasera prima, perché sennò avrei detto qualcosa che non, nel senso, rispetto ai discorsi che ci fai sempre. Ci siamo risparmiati il sabato la cazziata che farà domani. I deputati siete questi, quest'altro, non avete fatto quest'altro, avete fatto quest'altro, e soprattutto quando parlerà delle famose correnti. Presidente, io sciolgo la mia corrente stasera. I miei amici sono liberi, te li affido. Presidente, sciogli anche la tua. Tutti i sanguisuga, tantissime persone, li lascerai liberi. Io ti affido ai miei amici. Sono felice perché domani il Presidente della Regione ci dirà, il capo del nostro partito, che finalmente non ha più una corrente, e siamo felici. O qualunque altro cittadino potrà essere libero di farlo. E lo faccio senza, ti prego, non interpretarlo, non è polemica, te lo dico con convinzione. Io i miei te li passo tutti, e sono tanti, tu lo sai, te li passo. Restano amici miei, non è che gli possiamo dire non siete amici miei, mi voteranno, per carità. Però si aspetteranno che il Presidente della Regione nelle elezioni comunali, provinciali, non abbia candidati. No, il Presidente della Regione e il Presidente del partito non può avere candidati. La partecipazione è libera, libera. Il merito, il partito aperto, senza correnti, la rivoluzione è questa, Presidente Lombardo. Ed è questa veramente, ne sono convinto. Io amo questo partito, tu lo sai. Lo amo molto, molto, molto. E ti dico di più. Se stasera lo dico con convinzione, io per agevolare tutte le scelte importanti che farà il Presidente Lombardo, perché poi dopo questa sera, dopo domani, finalmente andremo ai congressi, personalmente, onorevole Presidente, caro Raffaele, ti dichiaro la mia indisponibilità a ricoprire incariche in questo partito. Passiamo la palla agli altri, è giusto che sia così. Un'ultima cosa. Io sono convinto che noi facciamo una rivoluzione se attueremo quello che abbiamo detto. E leggendo in questo periodo Dago Spia, ho visto che c'era una cosa che forse faceva al nostro caso. Una citazione di Napoleone. Nelle rivoluzioni ci sono due generi di persone, quelli che la fanno e quelli che le approfittano. Qua dentro e fuori di qua dentro molti hanno approfittato del movimento per l'autonomia e della tua bontà.